il premio seconda mano, la prima corsa del pomeriggio. Si va all'1 Idea Geniale Par Lorenzo Baldi, 2 Imola Risaia TRGF Manuel Pistone, 3 Illinois Rodi Enrico Bellei, 4 Ida Trio Giuseppe De Filippis, 5 Hawthorne Effect Alessandro Gocciadoro. Allineamento che va a completarsi, l'ultimo a toccare l'ala è Illinois Rodi, macchina inizia a prendere velocità, l'errore di Imola Risaia TRGF. Sono partite con la velocità da parte di Ida Trio, che prova a imboccare la prima curva al comando, al suo esterno Hawthorne Effect, poi Idea Geniale Par che precede Illinois Rodi, mentre rinnova l'errore Imola Risaia TRGF. Al termine della prima piegata Hawthorne Effect ottiene via libera da Ida Trio, che dopo 200 metri in 15 concede strada all'allieva di Alessandro Gocciadoro. E così la figlia di FaceTime Bourbon Numero 2 Imola guida Risaia TRGF nei confronti squalificato. di Ida Trio. In terza posizione Idea Geniale Par e in quarta posizione Illinois Rodi. 31 per i primi 400 metri di corsa, con Hawthorne Effect che continua in vantaggio liberamente. Passa i primi 600 in 48 appena abbondante. Illinois Rodi si muove con maggior decisione ora all'esterno. Enrico Bellei porta la sua allieva al sulky della leader Hawthorne Effect, che risponde accelerando. 1,4 per i primi 800 metri di gara, il primo giro, si affronta la curva di destra con Hawthorne Effect in vantaggio, galoppa in coda Idea Geniale Par. Illinois Rodi arriva al sulky di Hawthorne Effect, in corda rimane Ida Trio, un terzetto rimasto quando siamo al chilometro passato in 1.19,7, mentre in coda si è rimessa al volo e insegue Idea Geniale Par. L'attacco di Illinois Rodi a Hawthorne Effect quando siamo a 450 dalla conclusione, la retta opposta alle tribune passata in 14,8, Hawthorne Effect e Illinois Rodi che vanno a lottare, ha perso contatto Ida Trio, insiste Illinois Rodi che sopravanza l'avversaria, e all'imbocco dell'addirittura d'arrivo a 3/4 di vantaggio Illinois Rodi che completa il sorpasso e si allunga. Illinois Rodi che stacca per venire a vincere chiaramente nei confronti di Hawthorne Effect. Al terzo posto finisce Ida Trio. 1.17,8, 33 la chiusa. Dopo un 30,5 vuol dire 1 minuto e 8 decimi per gli ultimi 800, la vittoria di Enrico Bellei in sulky a Illinois Rodi. Il training di Mariona Tinchi, i colori della scuderia Regina Horses per la 3 anni da Maraja e Camelia FB che si impone in bello stile con quasi 1 chilometro allo scoperto. Hawthorne Effect si adegua al secondo, al terzo Ida Trio.